Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook, come ogni nostra puntata di Primus e nei vari telegiornali delle informazioni dei reporter di TV7, noi mandiamo in onda le immagini che riguardano questa maledetta guerra che ormai è quasi 3 mesi che si sta svolgendo e speriamo che termini al più presto, onde evitare ovviamente persone che muoiono innocenti a discapito di grandi potenze che continuano a farla in una maniera davvero indifferente. Ecco, auguriamoci che qualcuno e qualche persona importante riesca a farla terminare. Il tema di questa puntata è un tema molto interessante, dunque vi consiglio di seguirlo, perché è un tema che dopo 2 anni di Covid, dopo un'esperienza che ha colpito il mondo intero e ha colpito anche la sanità sotto certi punti di vista, qualcuno dovrebbe aver capito che la sanità è un tema importante per tutti noi umani e è importante che ci siano medici, è importantissimo che ci siano infermieri. Sembrava che dopo questa emergenza Covid qualcuno avesse capito che queste categorie fossero ovviamente guardate con un certo riguardo da parte di chi ne è competente e chi ha le competenze, invece questo non è successo, quindi c'è carenza di medici, c'è carenza di infermieri, tutto questo a discapito di noi e di chi ne ha bisogno sotto un aspetto sanitario. Ne parleremo in questa puntata, dunque davvero seguiteci con il dottor Gianpietro Russo, presidente dell'Associazione Nazionale Primari Ospedalieri di Padova, grazie di essere con noi. Domenico Criserà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, grazie. Poi abbiamo Andrea Gregori, che è segretario NURSIN del Veneto, che è il primo segretario, il primo sindacato che riguardano gli infermieri, giusto? Sì. Per quanto riguarda il Veneto, invece per quanto riguarda Padova, Luca Grande, che è segretario sempre del NURSIN di Padova. Davvero grazie a tutti di essere intervenuti in questa puntata. Parleremo di questa emergenza. Abbiamo messo il titolo SOS, vedete, medici e infermieri, che c'è una carenza davvero importante. Allora andiamo col servizio d'apertura e poi inizieremo la discussione in studio. Vediamo. Sono mesi difficili per medici e infermieri anche in Veneto, non solo la lunga emergenza coronavirus che ha richiesto sforzi extra a tutto il personale. Adesso che si spera che il periodo più complesso sia alle spalle, tornano a galla le problematiche croniche che il Covid di certo non ha attenuato. Il primo fronte è legato alla carenza storica di medici. A evidenziarlo era stata proprio la Regione, che a fine 2018 aveva quantificato in 1295 unità il personale medico ospedaliero mancante in Veneto. Nelle ultime settimane il tema non solo è tornato d'attualità, ma ha fatto addirittura scoppiare la polemica politica. Il presidente Zaia ha evidenziato come la situazione veneta rispecchi quella nazionale, ma il PD all'opposizione in Consiglio regionale ha replicato snocciolando dati. Mancherebbero, a detta dei Dem, 1500 medici negli ospedali, almeno 500 nei distretti e dipartimenti di prevenzione e circa 500 medici di famiglia. Una bagarre che ha costretto a intervenire il direttore generale della sanità Luciano Flor, stizzito per i numeri a suo dire non veritieri, e l'ha fatto innanzitutto sottolineando come ad oggi l'organico di dirigenti medici dipendenti sia di 180 unità superiore rispetto alla situazione prepandemica del 2019. Non solo però, per far fronte all'emergenza Covid, il Veneto ha arruolato con diverse forme contrattuali più di 2800 medici, la maggior parte come liberi professionisti o con contratti co-co-co, e di questi oltre 660 sono ancora in servizio. Resta il fatto comunque che la carenza di medici non può essere negata, tanto che dai 1295 di fine 2018, oggi il numero sarebbe sceso solo fino a 1150. Mancano soprattutto anestesisti, medici di pronto soccorso, radiologi e pediatri. Eppure i concorsi vengono regolarmente banditi, ma spesso si presentano meno aspiranti medici rispetto ai posti messi a disposizione, anche perché molti rientrano nelle cooperative e quindi non partecipano ai concorsi. E poi c'è il caso dei medici di base. Per sopperire alla carenza di circa 600 camici bianchi, con altri 800 che andranno in pensione nei prossimi 3 anni, la Regione sta studiando tutta una serie di soluzioni: passare da 1500 a 1800 pazienti per medico, ma anche estendere da 500 a 1200 la soglia di pazienti per ciascun medico specializzando. C'è poi il tema legato alle retribuzioni, con la categoria che denuncia di percepire stipendi tra i più bassi d'Italia, minori per esempio di quelli della Calabria, con pesanti conseguenze sull'attrattività della nostra sanità, al punto che si starebbe verificando una vera e propria fuga dal pubblico al privato. Caso ancor più grave
sarebbe quello di Padova, dove gli specialisti ospedalieri arriverebbero a prendere anche 15.000 euro in meno rispetto ai loro colleghi delle altre province. Anche su questo però Flora ha ribattuto snocciolando i dati. I dirigenti medici veneti, dice, sono i 7imi più pagati d'Italia, con stipendi pure superiori alla media nazionale. Stesse problematiche che però interessano anche gli infermieri. Negli ultimi giorni il sindacato Nursind ha denunciato una situazione quasi invivibile. Turni massacranti, ferie che saltano e anche qui una carenza cronica di personale, stimata per il Veneto in circa 4.500 assenze. Fatti questi che spingono sempre più infermieri a dire addio al posto fisso e decidere di lasciare la sanità pubblica per abbracciare quella privata. E così la categoria attende risposte concrete dalle istituzioni prima che l'emorragia diventi quasi irreparabile. Ecco, il servizio d'apertura credo sia completo, mi potete essere d'aiuto voi, sia il dottor Avruscio sia Crisaracchi, ovviamente anche i rappresentanti del sindacato di competenza degli infermieri. È tutto così grave la situazione? Inizio da lei, dottor Avruscio. Certo, intanto complimenti per il servizio che è stato effettivamente molto esaustivo e completo. È da anni che però noi denunciamo questa carenza di organico, ancora prima del Covid, ed è stato anche dichiarato alla stessa regione che mancavano questi medici, no? 1300 medici. Adesso il nostro direttore generale della sanità dice che ci sono stati 181 in più, se io faccio la differenza ne rimangono ancora 1115 come carenza. Ma non è soltanto un discorso di carenza di organico, perché vede, fa impressione come durante il Covid sono stati attivati oltre 2000 contratti libero professionali e ci sono dei pronti soccorso che sono gestiti in Veneto da contratti libero professionali. Medici, quindi questo cosa vuol dire? Che i medici ci sono. Se ce ne sono oltre 2000 a contratto libero professionale, e sa quanti medici dal Veneto che sono partiti per andare a lavorare negli ospedali esteri in Spagna, Inghilterra, Francia, Germania, Austria. Però non abbiamo nel contempo medici stranieri che vengono a lavorare nei nostri ospedali. E questo perché? Perché è ovvio, c'è una valorizzazione del medico ospedaliero che manca. Se poi dopo parliamo di Padova ancora peggio, perché a Padova gli ospedalieri sono i peggio pagati del Veneto e quindi d'Italia. Vede, quando si fa una media bisogna stare attenti a mettere Anche se, dottor Avruscio, devo dire, io sono stato nei giorni scorsi proprio a Napoli e ho avuto la possibilità di parlare con delle persone proprio della sanità campana che sono state in Veneto, ho detto non c'è paragone tra la sanità che c'è in Campania, io dico la Campania proprio per un riferimento che se ne parla ultimamente rispetto a quella che c'è nel Veneto, e proprio mi diceva quella di Padova, perché tra Cittadella e Campo San Piero nell'USL 6 che è la più importante del Veneto. Direttore, ma qui non si sta parlando della qualità della sanità, Io sto parlando della valorizzazione dei medici. In Campania sono più valorizzati per esempio dei medici del Veneto, sono le statistiche messe in campo da Zaia che lo dicono, quindi sono più valorizzati, per quanto quella sia una sanità come la Calabria. Quando dice valorizzati intende sotto un aspetto economico, sotto un aspetto... Anche di qualità della vita oltre che economico, perché vede, il problema qual è? Quando un anestesista ha una reperibilità costa €1 netto, di guardia anche la stessa cosa, quando questi fanno notte, durante il Covid poi nessuno è andato in ferie, per cui insomma tutto quello che è successo, è chiaro che poi c'è una demotivazione, perché Padova è fortunata perché c'è l'università, quindi molti buchi diciamo sono coperti dagli specializzandi, che insomma però se io vado anche a vedere là dove non c'è l'università il discorso anche cambia. Vede, quando dicevo si fa la media si deve fare insomma come si deve, non si può dire tu mangi 2 polli, io nessuno, però abbiamo mangiato un pollo a testa. Le medie vanno fatte mettendo insieme le valorizzazioni di pari grado, primari con primari, dirigenti medici con dirigenti medici, neoassunti, e allora lì si ha una media efficace. Quando dico che sono oltre 20 anni che sti medici di Padova sono i peggio pagati, ma questo la Regione lo sa, non è una sono anni che io lo sto dicendo e sto fornendo le tabelle che non sono mai state contraddette da nessuno. Perché si verifica questo? Perché evidentemente
l'errore è stato all'inizio, quando noi eravamo l'ex ULSS 21 complesso convenzionato con l'università, si sono poi dopo divisi, c'è stata la riforma sanitaria, si sono formate le aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ULSS, lì sono stati fatti male i calcoli, ma non per colpa di noi medici, solo che noi non possiamo essere discriminati in tutto questo tempo e la Regione, invece di rivedere i fondi, perché sono i fondi regionali, non quelli statali, perché per lo Stato noi abbiamo uno stipendio uguale per tutti, poi ci sono i fondi integrativi e la Regione purtroppo ha distribuito male, e distribuendo male però insomma non può andarci di mezzo Padova, anche perché non è un problema che, ripeto, è dei medici, del personale oppure degli infermieri, il problema poi è dei pazienti quando vanno al pronto soccorso, quando vanno a essere ricoverati. E la Regione cosa le ha detto a Vruscio? Che adesso sta vedendo per avere dei fondi nazionali per coprire Padova, quindi voglio dire, l'errore è regionale, non so, guardi, quando è stata fatta l'ultima riforma in cui è stata fondata l'azienda zero, ricordo che è un'azienda amministrativa soprattutto, no? All'interno ci sono dei medici, ebbene gli stipendi dei medici dell'azienda zero sono sensibilmente superiori a quelli dell'azienda ospedaliera, dove guardiamo i casi più complessi, dove abbiamo i pronti soccorsi, abbiamo anestesia e rianimazione, cose che questo elevato rischio clinico l'azienda zero non ce l'ha. Eppure c'è questa discriminazione perché con la riforma non sono stati rivisti e riveduti questi fondi. Bene, ma posso aggiungere che sono a carico di tutte le ULSS questi stipendi, perché i fondi sono stati detratti proprio per dare gli stipendi ad Azienda Zero, quindi ogni anno noi abbiamo fornito ad Azienda Zero parte dei fondi di tutte le aziende del Veneto per finanziare questi stipendi. Bene, quindi anche questo è un aspetto, voglio dire, di non secondo piano rispetto alla notizia, dottor Mi sembra, dottore, che da questo inizio di ragionamento, al di là dei numeri mancanti, e poi cercheremo di capirne perché c'è anche un'organizzazione che dovrebbe essere impostata in maniera diversa sotto un aspetto universitario. Guardi, io ho un passaggio che oggi è uscito, dice dunque l'ULSS Euganea si cercano disperatamente anestesisti e medici per il pronto soccorso. In una delibera di pochi giorni fa si legge, virgolettato, si prende atto che gli avvisi pubblici a tempo determinato nei profili dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione e di dirigente medico nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione ed urgenza sono andati deserti. Parole lapidarie che non lasciano spazio a dubbi sull'entità del problema. Direttore, ma se nemmeno fanno, vuol dire che c'è qualcosa che manca. Sì, ma le posso fare solo un esempio? Sì. Fare l'anestesista, che poi è un lavoro ingrato, no? Perché nessuno si ricorda quale anestesista ti ha addormentato per rendere possibile l'intervento, e lì salvi la vita alle persone. Che è determinante. Esatto, salvi la vita alle persone. Ma a tempo determinato, per 6 mesi, un anno, a prendere 2.500-2.800 euro netti al mese, a rischiare la vita del paziente e la propria vita professionale, ma è chiaro che uno va all'estero. È chiaro che uno lo fa in libera professione, dove una guardia di un anestesista viene pagata 1.500 euro, mentre al mese uno prende 2.500 euro netti. Ma di cosa stiamo parlando? È chiaro che io le mie competenze vado a spenderle dove vengono valorizzate meglio. In tutto questo, gli anestesisti attuali, che a Padova sono una cinquantina, mi corregga se sbaglio il numero, cosa dicono? Ci va bene oppure fanno sciopero, perché c'è anche la probabilità che ci sia anche, sia sotto un aspetto infermieristico sia sotto un aspetto... Le risponde così, guardi, i medici non fanno sciopero, non salgono sui tetti, non si legano ai cancelli, se ne vanno dall'ospedale, per cui il problema poi è dei pazienti. I medici non ci lamentano, perché se io vado fuori dall'ospedale, ma sa quanto guadagno di più? Cioè non è un problema dei medici, io quello che sto dicendo da anni, che è il problema poi dei cittadini quando hanno bisogno poi dopo dell'ospedale, chi trovano poi dopo? Mica tutti escono però, dottora Vruscio. Stanno uscendo, sì, ma il problema è quello che poi quando tu hai una famiglia formata qui, è chiaro che poi non esce, ma le nuove generazioni, ma sa quante se ne escono all'ospedale senza andare in pensione? Lei pensi che soltanto su l'ULSS 6 Euganea, sa quante strutture private convenzionate ci sono, quindi pagate dalla regione? Oltre 200, sono tutte quante scritte nel web dell'ULSS, oltre 200 strutture convenzionate, e questi vanno via, vanno fuori dall'ospedale. Però quando c'è stato il Covid, dove si è risolto il problema? Nelle strutture private oppure in ospedale?
Certo che sei più ma questo non è insegnato nulla né alla politica né a nessuno. Bene, ma in tutto questo la politica cosa vi dice? La politica vi dice che aspettano i fondi del PNRR o tant'altro, cosa dice? Perché il problema l'avrete affrontato con, ovviamente noi per dovere di correttezza abbiamo invitato anche l'assessore alla sanità della Regione Veneto, era impegnata veramente perché ha sempre partecipato alle trasmissioni, quindi non c'era motivo di averne dubbi. E l'avevamo comunque invitato, non ha potuto intervenire. Guardi, fino adesso la politica, insieme ad altri, hanno sempre detto che c'è stato un errore della programmazione, quindi si sono, diciamo, come dire, la fake news dell'errata programmazione. Il concetto è... Ma c'è un'errata programmazione, ma l'errata valorizzazione, a un certo punto la politica effettivamente quando si parla dei contratti nazionali rivalutano questa situazione, perché noi abbiamo un contratto nazionale che è in scadenza, anzi è già scaduto. Quanto prende un medico in ospedale, un medico normale in ospedale? 2.500-2.800 se va bene. Poi dipende anche dalla carriera, dagli anni, però in media è questo, ha capito? Cioè non è che prende... È un chirurgo? È un chirurgo la stessa cosa, no, è parità, non viene visto il rischio clinico. Il rischio clinico non conta. Tu puoi fare i trapianti, puoi fare il chirurgo, puoi fare il medico che non entra in sala operatoria, ma la paghi uguale, non è rispetto al rischio clinico. Questo è un altro svantaggio poi dopo di alcune. Ecco perché non si trovano chirurghi, ginecologi, perché poi ti prendi anche le denunce. Sa quanta un'assicurazione privata li attendono fuori dall'ospedale, ma poi sentiamo un po' il concetto di tutti. Crisaran, in questo ragionamento, torno indietro, 2 anni fa, prima del Covid, prima che ne uscisse un'emergenza di livello mondiale, soprattutto ovviamente guardando in casa nostra sotto un aspetto sanitario, avevano stretto tutti i cordoni per quanto riguarda la sanità. Dal governo centrale di Roma hanno detto spendiamo poco, risparmiamo in tutto, facciamo le spese uguali per tutti, perché c'era chi ovviamente ne ha approfittato e ne approfitta ancora oggi. Poi succede che arriva il Covid e durante il Covid tutti capiscono, che finalmente le persone capiscono che la sanità è la cosa primaria in uno Stato moderno, in uno Stato che guarda il futuro con una certa intelligenza, uso questo termine, e tutti sperano e tutti speriamo che questo venga messo in atto lo sentivamo ovviamente in tutti i vari organi di formazione, che mancavano medici, mancavano infermieri, oltre anche a tutti gli attrezzi necessari per curare i pazienti. Sembrava che in questi 2 anni la politica avesse capito di risolvere il problema, avesse capito che bisognava aumentare i contributi ai medici e agli infermieri, aveva capito che c'erano necessità di medici e di infermieri, aveva capito che le strutture vanno rimodernizzate, avevano capito tutti e tutti di fronte ai grandi talk show a parlare, sì faremo, ai convegni. Poi alla fine succede che facciamo questa trasmissione dopo il Covid, anzi c'è ancora un Covid che però è stato un attimino ridotto nella sua gravità, anche se c'è sempre, però i problemi sanitari sotto un aspetto ospedaliero, sotto un aspetto di medici di base, sotto un aspetto di infermieri, addirittura aumentato. E quindi? E quindi bisognerebbe domandarsi sulla qualità di questa classe politica, perché il Covid ha fatto da acceleratore di una situazione che esisteva, di una situazione che non è nata col Covid o l'anno prima, il mese dopo. La prima volta che è stato pubblicato presso i luoghi preposti quello che sarebbe successo con la medicina generale era novembre del 2002, cioè soltanto 20 anni fa. Perché non è che ci vuole un grande istituto di ricerca per capire che se ci vuole un medico di medicina generale ogni 1200 abitanti si prende la popolazione del luogo, si divide per 1200, sai quanti medici fa. Dopodiché basta andare all'anagrafe del comune, ma diciamo l'ente nostro previdenziale sa chi compie i 68-70 anni, che è l'età pensionabile, quindi vai a vedere quando si pensionano le persone e fai gli accessi. 20 anni di tempo, non un giorno, perché poi
per esempio questa cosa è in piena responsabilità alla Regione, perché è la Regione che stabilisce, contrariamente ai fabbisogni ospedalieri, i fabbisogni della medicina generale sono stabiliti dalla Regione, è la Regione che fa richiesta in base anche al numero delle borse, però dice me ne servono 10, me ne servono 5 anni fa la Regione Veneto ridusse i posti da 50 a 25, poi li abbiamo fatti recuperare, perché non è la cosa. È vero che c'è stato un blocco, perché le cose non bisogna dimenticarsele, all'epoca del governo Monti, dove il personale, e in questo sono compresi anche gli infermieri, doveva essere quello di riferimento del 2004 meno l'1,4%. Sì. Quindi voglio dire, c'è stata una norma nazionale che ha bloccato questo sistema, anche perché la politica ha sempre considerato la sanità un centro di spesa e non l'ha mai considerata quello che diceva lei, cioè il fatto che in sanità non si producono utili, anche qua il concetto dell'aziendalizzazione, no? Cioè un'azienda per sua natura produce utili, la logica aziendale va bene se tu devi produrre utili o perlomeno andare in pareggio. La sanità non produce utili, la sanità produce salute, che poi a sua volta e quindi va in perdita, perché non puoi quantificare la salute la misuri sul benessere economico del paese dato dal lavoro, dalle ore... Quindi la salute dei cittadini produce utile. Esatto, perché poi la salute dei cittadini produce PIL. Però mantenere i cittadini in salute produce deficit, c'è poco non c'è bisogno di andare alla Bocconi per queste cose qua. E quindi una politica che in modo, cioè noi teniamo conto che in Veneto abbiamo il più basso rapporto d'Europa popolazioni posti letto. Noi viaggiamo mi pare sui 3 posti letto ogni 1000 abitanti, in Germania è il doppio. Bene? Per cui sono politiche che sono state fatte scientemente, coscientemente, attraverso dei bilanci che non hanno tenuto in considerazione, uno, Sì, ma dopo il Covid sembrava cambiata. no, ma il problema è che come tutte le cose in Italia, mi pente e mi dolgo nel momento del terremoto, passato il terremoto, ma vediamo, cioè, la promessa me la faccio. Il problema di fondo intanto è che ci sono delle situazioni strutturali che non recuperi in un giorno. Adesso hanno messo il falso obiettivo del numero chiuso a medicina, d'accordo? Io per non parlare del mio, parlo del loro, i posti in scienze infermieristiche della facoltà di scienze infermieristiche sono andati deserti. Esatto. Deserti. Questo nelle prime 3 regioni d'Italia. Vi fermo la pubblicità. Vi fermo lì.